Allora, la mia gioventù è stata una gioventù rosa. Eravamo paesi poveri, perché come babbo era pastore, la mia mamma stava in casa, ma eravamo talmente ricchi di amore, eravamo impastati in affezione che non ci mancava nulla fatto. Eravamo rosi, o soprattutto non si conosceva mica, dunque eravamo rosi in ciò che noi daiamo. L'annata che ho preferito sicura che è sempre una gioventù, ma lo scontro di come marito, perché era giovane e che non aveva la stessa maniera di vivere che noi allo soccorso, è stato un scontro straordinario, per me. Ci siamo allevati, eravamo giovani, ci siamo allevati e dopo abbiamo trasmesso ai nostri figlioli ciò che non conosciamo noi. Io non regretto nulla, perché ho avuto un allievo in cui i parenti sempre attenti, di mai fa male, di rendere sempre servizio, di porre sempre a mano. Allora, tutta la mia vita l'ho passata così a provare a fare sempre bene. Perché oggi non regretto nulla, veramente. A corsa oggi, per me, si vive troppo all'uso pinzuto, non si riconosce più. C'è talmente frustati che sono giunti, hanno la sua cultura, la sua maniera di vivere. E noi, penso che sono più i frustati che i corsi. Insomma, mica, ma non ritrovo più a corsi che a mezzitina di prima. Con la nostra maniera di vivere, le nostre tradizioni, la nostra cultura. Per i giovani, io ho confidenza nei giovani, perché leggo i miei figliolini come dei ragioneggiani, dunque ho assai confidenza nella gioventù. E se ho un messaggio a fare passare è che non parli a scuola. Perché l'istruzione per me è una chiave per la libertà. Allora, forza o gioventù che la siete voi.